Buonasera a tutti ragazzi, proprio per ultima informazione voglio dare una cosa buona perché comunque è meglio che lo sapete. In effetti è stato immediatamente ritirato uno sciroppo per la tosse ragazzi, quindi non si sanno ancora i motivi, però è stato subito rimosso dalle case farmaceutiche. Adesso sto controllando anche le farmacie perché deve essere assolutamente la casa madre, ragazzi, è la Menarini, quindi una casa farmaceutica molto conosciuta, quindi fa il Fastum Gel, Sustain, Novalac, quindi diciamo è un'azienda molto importante e si tratta, ragazzi, del mucolitico mucoaridicodil, quindi con autorizzazione AIEC 033561046. Ciao Mastello. Quindi ragazzi si chiama Muco Aricodil. È uno sciroppo 30 mg sbarra 10 mm. Ambroxol cloridato. Quindi se qualcuno ce l'ha ragazzi buttatelo via assolutamente. Quindi ciò che desta preoccupazione, ragazzi, è che non si sa il motivo del richiamo, quindi non si sa il motivo. Quindi riportatelo immediatamente presso la farmacia dove l'avete acquistato e contattate l'azienda di riferimento. Quindi se l'avete già assunto, non so ragazzi perché dicono così, vi direi una bugia. Ho trovato questa notizia proprio in finale di serata e quindi diciamo questa è un'azienda italiana, la Menarini, che fa tantissimi farmaci, Fastum Gel, integratori Sustenium, il latte di crescita, quello là Novalac, quindi è un'azienda molto importante, quindi si tratta da confezioni da 600 mm e 200 mm di sciroppo mucolitico, quindi sì, sì. Basta che Resident Evil. Ciu. Ci ho giocato tante volte, ma stai a quel Resident Evil che oramai lo so a memoria. E ancora che ci gioco, comunque, perché mi piace ancora. Quindi io mi ricordo già con la PlayStation 2 ci giocava, sai, già Clough e la ragazza. Quello è stato il classico proprio, in effetti, quindi ci ho vissuto con Resident Evil, quindi sono proprio un fan accanito. In effetti sto aspettando che esce quest'altro che deve uscire, mo a breve uscirà l'ultimo, quindi lo sto aspettando con la PlayStation 4, quindi devo assolutamente giocare, quindi sono un patito della saga di Resident Evil, quindi l'ho giocato dalla PlayStation alla PlayStation 2, alla PlayStation 3, alla PlayStation 4, ho fatto proprio la collezione. Quindi ragazzi, lo sciroppo si chiama mucoaricodil, quindi il principio attivo è ambroxolo cloridrato. Quindi assolutamente portatelo in farmacia e spiegate alla signora che forse l'avete assunto, quindi rivolgetevi alla casa farmaceutica che sarebbe la Menarin. Non so perché è stato richiamato, ragazzi, lo dicono pure qua, perché non lo dicono, non si sa. Questo qua in effetti serve per, diciamo, affezioni del sistema respiratorio, patologie come faringiti, diciamo che serve per l'influenza, quindi mi raccomando, se lo avete buttatelo o perlomeno se l'avete comprato da poco riportatelo in farmacia. Quindi ricordate muco aricodil, quindi 30 mg 10 mg sciroppo, 30 mg 10 mg sciroppo. Principio attivo ambroxol cloridato, quindi se lo tenete ragazzi buttatelo proprio, quindi ciao Marco, tutto bien? Tutto bien? Non si sa ragazzi, come ho detto, perché l'hanno tolto da mezzo, però diciamo l'oggetto del ritiro è ignoto, quindi non si sa il motivo, quindi se siete in possesso di queste confezioni riportateli. Sì, sì, tutto a posto, il tempo diciamo adesso è nuvoloso, non ci sta nulla di che. Però oggi pomeriggio ha fatto tanta acqua, mo domani sera ci sta l'allerta medico, pioverà tutta la nottata, si è visto
ho fatto il video prima, ci sta proprio una tempesta proprio su tutto il sud Italia, quindi diciamo che a quest'ora domani sera ci sarà, non dico l'inverno, ma quasi, diciamo dalla Sicilia fino alla Campania, quindi staremo proprio messi male. Poi toccherà pure al nord, però questo qua, allora domani è 12 e 3, 14 e 15 sarà la volta pure del nord, compresi noi sempre, quindi non si salverà nessuno, però a rispetto al nord farà pure la neve, già da domani a basse quote ci potrà essere la neve su Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, Piemonte e anche Lombardia, quindi ciao Cristina, buonasera. Quindi ci sarà sicuramente domani ci sarà neve in alta quota e bassa quota al nord, mentre domani sera a sud inizierà una vera tempesta. L'hanno chiamato ciclone mediterraneo, quindi lascio immaginare già questa parola già vuol dire che prenderà come un ciclone tutto il sud Italia. Vi ho fatto il video prima e ci sta proprio una macchia proprio che prende tutta la Sicilia, Sardegna, cioè avvolge proprio. È una cosa, perciò, è una cosa mostruosa, tipo come un uragano, diciamo. Tutto rosso, verde, rosso è molto forte, quindi significa che ci potranno essere nubifragi, in effetti scenderà un sacco di acqua in pochi minuti, quindi se fa un'ora di pioggia insistente, ragazzi, si allaga tutto, quindi se le fogne non riescono a far defluire l'acqua, ci affossiamo tutti quanti nell'acqua qua. Domani prendiamo il canotto, come ho detto. Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte, quindi se avete quel farmaco in casa buttatelo, se l'avete comprato da poco portatelo in farmacia, penso che vi rimborseranno, quindi ricordatevi si chiama muco aricodil, quindi è uno sciroppo della Menarini ragazzi, quindi una grande casa farmaceutica. Ciao Mastello, ciao Marco, ciao Cristina e buonanotte a tutti ragazzi, ciao a tutti.